fatto è che io ce l'ho un mestiere, solo che il mio mestiere è un mestiere difficile, perché dove lavoro io ci sono delle regole severe, rigide. Non ti puoi distrarre un attimo, appena ti distrai succede un pasticcio e poi se la prendono sempre con te. Perché io di mestiere faccio... l'angelo custode. Questa è la quinta volta che presso il teatro all'aperto della Foresta del Carpaneta viene realizzata la stagione teatrale e cinematografica. È un appuntamento ormai che si ripete da qualche anno, non solo nella Foresta Carpaneta, ma in quasi tutte le foreste che ERSAF amministra per conto di Regione Lombardia. Perché questo binomio tra cultura e natura? Perché riteniamo che il rapporto dell'uomo con l'ambiente naturale e anche con la campagna coltivata dall'uomo stesso sia una relazione fondamentale per riscoprire quell'umanità che sta nel fondo di ciascuno di noi. Faceva un buco, poi metteva una delle sue ghiande e chiudeva. Poi andava un po' più là, faceva un altro buco, metteva una ghianda e chiudeva. E poi di nuovo andava un po' più là, faceva un buco, metteva una ghianda, piantava alberi. Siamo felici questa sera di portare a Bigarello Storia d'amore e alberi, che è uno spettacolo che viene da lontano geograficamente perché siamo una compagnia teatrale che viene dalla Puglia, ma da molto vicino come spirito perché è uno spettacolo tratto dall'uomo che piantava gli alberi di Jean Genot. E quindi è un racconto che, come dire, in una foresta nata per mano dell'uomo come la foresta di Carpaneta, e infatti l'idea è nata proprio dallo spettacolo e dai progetti di forestazione che sono in corso in questo parco, in questa foresta. Lo spettacolo è nato in una riserva naturale, in una riserva che si chiama Torre Goceto, e lì ci sono alcune case di contadini che sono una particolare predilizione per l'ammucchiare e mettere da parte la roba. Tanti oggetti vengono da lì e l'idea era proprio di partire da una casa di contadini, di quelle che ammucchiano oggetti, che si tengono con cura, che conservano memorie. E che se nasce qualcosa dovete farmelo sapere. Magari ditelo qui e loro sanno come avvisarmi, perché se io so che è nato un albero ad Agata, uno a Simone, uno a te, uno lì, allora capisco che sto arrivando anch'io alla fine di questa storia, no? Grazie.